Andiamo allora a Salerno, Salernitana Brescia, anticipo della 23esima giornata del campionato cadetto. Le voci sono di Carlo Verna e Fabrizio Cappella. Salernitana 1, Brescia 0 al 36esimo del primo tempo di questo anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B. Buonasera dallo stadio Arechi di Salerno. È un match questo al quale guardano con contrapposti interessi le squadre che lottano per la promozione e quelle che invece devono portare in porto la salvezza. Brescia in zona playoff, Salernitana penultima. Andiamo subito a raccontarvi il gol, che infatti si tratta di un'autorete di Coli. Il cross da sinistra di Okonomidis, l'australiano, scuola Lazio al debutto in granata. Cross dunque da sinistra, testa di coda, non irresistibile. Minelli potrebbe tranquillamente trattenere, invece respinge sul corpo di Colì, sul rimpallo, pallone in rete. Dunque autogol del difensore senegalese. Qualche minuto dopo opportunità per il pareggio per la formazione lombarda. Caracciolo si trova a tu per tu con Terracciano, gli prende bene il tempo e neutralizza la conclusione da distanza ravvicinata. Siamo al 10° minuto della seconda frazione di gioco. Il Brescia è sotto di un gol. Brescia in serie positiva da 8 turni in lotta per la promozione. Salernitana che perde invece da 4 ed è penultima in classifica. Salernitana comunque in vantaggio. Caracciolo, attenzione ai 20 metri, lotta attorniato da 3 difensori, una gabbia proprio intorno all'airone del Brescia. Ripartita la Salernitana, il lungo lancio, attenzione perché c'è coda, posizione regolare, entrato in area di rigore, la conclusione in diagonale, il gol, ha raddoppiato la Salernitana, improvvisa la ripartenza. Coda quasi non credeva ai propri occhi, ha avuto però il tempo di pensarci, di posizionare il pallone tra i piedi nella maniera migliore e di battere stavolta inesorabilmente Minelli, che non ha colpe nella circostanza. Completamente sbilanciata la difesa del Brescia sul proprio settore destro, ha lasciato una voragine. Coda praticamente era solo già dalla tre quarti, ha di fatto dettato l'assist con il suo movimento in profondità, è stato servito in maniera perfetta, il controllo con il corpo, poi il sinistro in diagonale, stavolta davvero incolpevole Minelli. Ancora Salernitana, ancora Moro che cerca di mettere in azione Franco, ma ha capito tutto Kupic, è andato a recuperare il pallone, lo ha appoggiato su Caracciolo, poi Camilleri che lotta con Oikonomidis. Dalla lotta scaturisce un qualcosa di utile per la Salernitana. Oikonomidis è di nuovo in possesso della sfera, lato corto dell'area di rigore per Gabbionetta che è in piena area di rigore. La sua conclusione viene deviata, non era una conclusione che poteva vedere lo specchio della porta, ma comunque è stato il suo tiro deviato in calcio d'angolo da Camilleri, un calcio d'angolo che si batte dalla bandierina opposta rispetto a quella alla quale precedentemente Zito ha calciato, ma è lo stesso giocatore proveniente dall'Avellino, acquistato adesso nel mercato invernale dalla formazione granata, che si incarica della battuta anche dalla parte opposta. C'è soltanto un giocatore in piena area di rigore, c'è Coda, ma adesso gli vanno a dare manforte altri 3-4 compagni. In questo momento spiova il pallone, attenzione, il colpo di testa, il pallone che termina sul palo, poi la conclusione, deviazione sulla linea di porta, pallone che termina in rete. Dovrebbe essere stato Bernardini a calciare, e lui il giocatore al quale va attribuito il gol dopo la corta respinta, dopo il palo, la mischia che si è accesa, la conclusione che è stata anche deviata dai difensori che cercavano di aiutare Minelli, ma sono riusciti a toccare il pallone, in qualche modo a sporcarlo, ma non ad impedire che terminasse in rete per il 3-0 Salernitana. Un colpo di testa di Franco che ha centrato in pieno il palo alla sinistra di Minelli, il tentativo di rinvio da parte dei difensori. Bernardini da posizione molto angolata ha trovato un angolo quasi impossibile, tiro forte che non è stato intercettato dai difensori e si è insaccato nell'angolo. Dunque una azione da calcio da fermo ben orchestrata, perché il colpo di testa di Franco avrebbe già meritato miglior sorte se non fosse andato appunto a impattare il palo in pieno.
È terminata la partita, l'anticipo del 23esimo turno del campionato di Serie B. La Salernitana ha battuto per 3-0 il Brescia, autogol di Colì nel primo tempo al 23esimo, poi coda al 10° della ripresa e al 17esimo sempre del secondo tempo Bernardini. Successo netto, meritato per la formazione di Torrente. Successo meritato, importantissimo per la Salernitana. Torrente salva la panchina, può riprendere a lavorare su questo gruppo che sembra adesso davvero attrezzato almeno per poter sperare di andare avanti con una convinzione maggiore verso la salvezza. Brescia che probabilmente è stato sorpreso dall'aggressività, dalla determinazione e dall'attenzione dei Granata. Dopo aver subito il primo gol ha sbandato un po', poi non è riuscito più a ritrovarsi. Salernitana che prova a scrivere una pagina nuova in questo campionato, riparte con i suoi nuovi acquisti, anche da un punto di vista fisico stava meglio del Brescia, che comunque cade dopo 8 partite, dopo 8 risultati utili consecutivi, avendo trovato l'avversario che forse non si aspettava, la penultima in classifica, pimpante, vivace e ricostruita praticamente intorno ai nuovi acquisti. Ribadisco il punteggio alla Rechi di Salerno: Salernitana batte Brescia 3-0. La nostra radiocronaca è terminata. Fabrizio Cappella e Carlo Verna vi augurano la più cordiale buonanotte. La linea torna a Roma.